Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Baiubadu, 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 baiubadu. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Baiubadu, Perché sappiamo guardare avanti. baiubadu. Siamo con te, perché siamo come te. Ed eccoci ben ritrovati con Cronache Trevigiane. Siamo a Ponzano Veneto, siamo in compagnia del sindaco Granello per parlare di una serie di iniziative interessanti che coinvolgeranno il comune come tradizione a partire proprio da questa primavera. Allora, quest'anno tra l'altro c'è una novità, le avete messe in rete, sindaco, queste iniziative? Sì, le abbiamo messe in rete perché vorremmo costituire così un calendario per fare in modo che tutti i cittadini conoscono l'evolversi dei nostri ritrovi, delle nostre feste, delle nostre rappresentazioni. Allora, Ponzano che vive, se non vado errato, è questo il nome di questo calendario, possiamo chiamarlo così, perché scandirà, come ha detto lei, i vari mesi. Ma che cosa possiamo trovare all'interno di questo calendario? Quali feste? Facciamo degli esempi. Allora, facciamo gli esempi. Partiremo senz'altro con la festa della ciliegia, uno degli elementi nostri del territorio. Vogliamo parlare un domani e poter parlare un domani di Ponzano come il comune della ciliegia. Poi continueremo con quegli altri eventi che vanno dal Pallio, riconosciuto e che sta uscendo anche dai confini non solo di Ponzano ma anche di Treviso, e poi vivere per la prima volta, ecco questo forse è l'elemento più toccante del territorio, con delle orchestre, l'orchestra nostra più famosa, la Filarmonica Veneta, viverla all'interno di Villa Minelli. I Benetton ci hanno permesso di viverla all'interno di quella struttura. In mezzo avremo altri eventi come gli eventi storici nostri, come possono essere la Sagra del Riso, che ormai è stata classificata la più grande festa enogastronomica quasi del Veneto, direi, perché usciamo dai confini non solo provinciali. E poi avremo la Sagra del Tortellino, e quindi anche con l'elemento proprio manifatturiero, inteso proprio le mani, costruirlo, lavorarlo, gestirlo e viverlo così insieme con tutti. Quindi appuntamento il 7 maggio per conoscere questo nuovo calendario, questa nuova opportunità che viene data dal comune di Ponzano. Lei ha citato la festa della ciliegia. Io così, parlando proprio di prodotto stagionale, penso sia la prima delle feste. La prima in assoluto, abbiamo solo i fiori purtroppo adesso, però quando sarà ora della festa potremo assaggiare non solo il profumo e anche la fragranza del frutto, ma conoscere anche poi la trasformazione sia manufatturiera che poi la trasformazione in dolce e tutto quant'altro riconducibile a questo frutto. E noi siamo molto curiosi, quindi adesso ci vediamo il servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con me, andrò a conoscere proprio un produttore e ad approfondire quella che è la prima di queste feste di Ponzano Veneto, la festa della ciliegia. L'alternativa al supermercato classico e alla grande distribuzione adesso è realtà. Coldiretti Veneto ha presentato il primo punto vendita di Campagna Amica all'interno del consorzio agrario di Ponte di Piave, evoluzione dei celebri Farmers Market. Sentiamo il presidente di Coldiretti Veneto, Giorgio Piazza. È un supermercato degli agricoltori a chilometro zero, una formula innovativa di vendita diretta che va ad sommarsi a quella che è la formula che noi abbiamo già collaudata, che è quella dei mercati di Campagna Amica, dei cosiddetti farmer market, che ormai in Veneto sono più di 100, in Italia oltre 500. Il Consorzio Agrario di Ponte di Piave è il primo in Italia ad ospitare un punto vendita di Campagna Amica. Emanuele Barattin, presidente del Consorzio Agrario Treviso e Belluno, non nasconde la propria soddisfazione. Auspico che io non ho fatto la gara per vedere chi arriva primo. Per dare l'esempio però a tutti quanti gli altri consorzi del Veneto e non delle altre regioni, per avere un sistema capillare, e quindi diventiamo anche noi non un problema per gli altri, però sicuramente qualcuno ci valuterà anche dalla parte della politica e il progetto continuerà ad andare avanti.
Il punto vendita di Ponte di Piave sarà aperto al pubblico martedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 13. Ma perché un consumatore dovrebbe scegliere Campagna Amica? Risponde il presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta. Intanto il passaggio da filiera corta, per cui i passaggi diretti. Dall'altra parte la certezza di chi effettivamente fa e produce e elabora i prodotti stessi che vende, e il percorso legato alla presenza di alcuni prodotti che normalmente non si trovano. E ricordate che dove c'è Campagna Amica? OGM qui off limits. Si è aperta la terza stagione di Germogli di Primavera, la rassegna di mostre dedicate all'asparago IGP e ai prodotti stagionali della pianura trevigiana, nelle terre tra il fiume Sile e il Piave. Uno strumento turistico legato al mondo della produzione agricola che vuole far partecipare tutto il sistema, il circuito dell'accoglienza in senso lato, dagli agriturismi ai ristoratori agli albergatori, a quello che è l'evento della primavera in questi territori di Badoere e Cimadono. E infatti i protagonisti indiscussi sono proprio gli asparagi, che li preferiate bianchi o verdi, l'importante è che siano IGP, un marchio che garantisce la qualità del prodotto e della sua lavorazione, dalla terra al piatto. Accanto agli eventi e quindi alle manifestazioni delle Pro Loco ci sono ben 3 rassegne gastronomiche collegate con i ristoranti, e quindi è un modo anche questo per valorizzare un altro comparto importante per il nostro territorio, che è il comparto commerciale della ristorazione. Pro Loco, provincia, produttori e ristoratori, tutti uniti dunque per il successo di una manifestazione che ci terrà compagnia fino al 16 maggio con 7 grandi mostre. Tutte le informazioni sugli eventi sono a portata di clic su www.germoglidiprimavera.tv. Ed eccoci rientrati, mi sono trasferita in un campo pieno di ciliegi in fiore, perché ho deciso di parlare della prima delle feste organizzate qui a Ponzano, la festa della ciliegia. Lo farò tra poco in compagnia del presidente della festa della ciliegia e di uno dei produttori, perché andremo a scoprire un po' i segreti di questo frutto. Quindi rimanete con noi dopo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane. Frutta nelle scuole, da Bruxelles ancora 730.000 euro, in 2 anni 30 nuove DOP e IGP a tutela dei prodotti italiani. Al via il programma dedicato alla floricoltura di casa nostra. Questi gli argomenti di cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia si è detto soddisfatto dell'incremento di 730.000 euro destinati al programma Frutta nelle scuole, fondi che si riveleranno utilissimi per potenziare l'iniziativa volta ad educare i bambini delle scuole primarie italiane ad un'alimentazione sana grazie ai buoni prodotti dei nostri territori. I fondi arrivano da risorse non utilizzate da altri Stati membri e quindi ridistribuite ai paesi con programmi già attivi. Tra maggio 2008 e aprile 2010, da 172 prodotti registrati, l'Italia è balzata a 202 prodotti iscritti nel registro comunitario. In questi anni di attività il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dato la massima attenzione ai tantissimi prodotti di qualità del Made in Italy, ottenendo il riconoscimento di ben 30 nuove DOP e IGP. Un risultato che dimostra il valore del patrimonio agroalimentare italiano e si inserisce nella strategia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari ad origine nazionale. Ora questi risultati vanno trasformati in opportunità di sviluppo per le filiere e per i territori legati ai prodotti di qualità. Entro l'estate infatti ci saranno altri importanti riconoscimenti, tra cui il formaggio Piave, il prosciutto di Sauris, il formaggio canestrato di Moliterno, l'aglio di Voghiera e la ricotta di bufala campana. È partita la nuova stagione del programma dedicato ai fiori e alla loro produzione Made in Italy. Grazie dei fiori, è questo il nome del format, verrà realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le regioni e le aziende florovivaistiche. Andrà in onda ogni mercoledì mattina alle ore 9 su Rai 2 e approfondirà nel corso di 15 puntate la conoscenza e la tipicità dei prodotti del settore florovivaistico della penisola italiana. Un settore vincente e dinamico dove tradizione e innovazione si incontrano per essere a servizio della natura.